Buonasera, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Come andiamo? È passata una settimana dall'ultima diretta. Ho scritto, quindi sul frontespizio trovate Hildegard e Marietto Veneziano. Sono nella speranza che il Marietto riesca a rientrare e ad aggiungersi alla diretta e quindi che trascorra del tempo in nostra compagnia, ma nel frattempo siete comunque in compagnia della Hilde e di Luce che sembra voglia partecipare e lì pronta a saltarmi addosso. Vabbè, è la mia gatta, molti la conoscono già, mi sta prendendo le misure da dove salire. Vieni Luce, vieni, dai, fatti vedere ormai che ci siamo. Allora, cari amici, come state? Io vi ricordo intanto, buonasera Marina, vi ricordo intanto alcune piccole cose così che possiamo poi cominciare. Vedete che la scalata di Luce, la gatta, aiuto. Cos'hai? Non riesce a sistemarti? Vieni qua. Mannaggia. Eccola, questa è la mia gatta. Allora, dicevo, intanto sapete ormai che c'è una diretta, non prestare questa parte migliore di te in diretta, Luce. Forza, trova un modo e un po' di pace. Piccolo, piccolo momento delle dirette. Quindi, allora, amici, la diretta è dedicata alla lettura gratuita delle Sibille. Se avete una domanda, scrivete nei commenti il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda che vi sta a cuore, ma niente domande generali o troppo generiche. Cercate sempre di circostanziare i temi e la richiesta che vi sta a cuore, quindi se per esempio è una situazione sentimentale, quella che volete indagare, verificare, dovete mettermi appunto se siete single, se state frequentando qualcuno, se la persona che state frequentando eventualmente dovesse essere già impegnata, quindi date delle indicazioni affinché il responso delle Sibille metta in luce fin da subito e con chiarezza i ruoli che certe persone, girando intorno alla situazione, potranno giocare o meno a favore o contro di voi. Quindi dobbiamo vedere un pochettino. Stessa cosa se per esempio state cercando di trovare un nuovo posto di lavoro, scrivete se siete in un momento in cui siete nella disoccupazione, quindi disoccupati, oppure se state già lavorando ma lo stesso state cercando di migliorare la vostra condizione o quantomeno la vostra vita lavorativa. Quindi date questo genere di informazioni, di indicazioni. Se la domanda riguarda un'altra persona, quindi la vostra relazione, quindi la domanda che vi sta a cuore, riprende nella domanda, nella situazione rientra anche un'altra persona oltre voi, dovete indicarmi anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. È importante la scia energetica per tanti motivi, intanto perché ci avviciniamo con più facilità a leggere a livello energetico la persona, e secondo perché siamo in una condizione di distanza online dove tra l'altro si connetteranno anche altre persone, quindi le interferenze delle scie energetiche sono significative, quindi è importante dare questo genere di riscontri. Bene, detto questo, non vado necessariamente con ordine, ma lo stesso cercherò di soddisfare un po' le domande delle persone che nell'arco di questa mezz'oretta scriveranno, quindi per avere la mia risposta. Bene, direi di cominciare. Vi ricordo, se venite dal gruppo Facebook, di autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri dati, così che non ci sia un problema a individuare la persona. Per esempio Marina l'ha fatto, quindi in passato deve aver già dato l'autorizzazione a StreamYard per la pubblicazione del suo nome e account, e quindi non dovrà più farlo, perché da questo momento in poi ogni volta che si collegherà alla diretta, appunto, questo passaggio sarà stato già compiuto e fatto. Bene, vedo che ci sono già un po' di domande, direi di cominciare a rispondere. Quindi cominciamo da Rosaria. Romina, pensate come sta la mia vista. Non sto a fare la domanda sulla mia vista, perché è chiaro, c'è già la risposta. Allora, Romina,
Un'altra cosa importante, mi raccomando, se mettete la domanda, abbiate la gentilezza di restare collegati e quindi di partecipare alla diretta per attendere appunto di essere chiamati. E se venite chiamati, come in questo caso Romina sei stata chiamata, date immediatamente o quanto prima possibile conferma di essere presenti, perché non rispondo alle persone che poi dopo aver posto la domanda vanno a prendersi un caffè. Voglio dire, se vi scappa di andare in bagno ci sta, però se poi mettete lì la domanda e tanto poi vedrete la risposta, no, perché mi piace che abbiamo un contatto contemporaneamente, quindi nonostante i tempi delle connessioni, comunque, quindi i tempi di risposta delle connessioni, comunque mi piace che ci siamo. Bene, Romina c'è? Benissimo. Allora, rispondiamo a Romina e vediamo se risolverà i problemi finanziari. Quindi vediamo per Romina, nata il 29 gennaio, quindi ieri ha fatto il compleanno, se risolve, comunque se la situazione economica e finanziaria si risolleva un po' nel prossimo periodo. Vediamo un pochino. Allora, scusate, ma con la gatta di mezzo non posso schiacciarla, quindi farò così. Ecco qua. Allora, vediamo un po', Romina, e la situazione. Ma il taglio è già abbastanza positivo, è chiaro che poi vediamo come si sviluppano tutte le situazioni legate alla tua domanda nell'ambito della stesura, quindi la risposta delle sibille, ma già il taglio annuncia che alla lunga le difficoltà dovrebbero essere superate anche grazie a persone che vi sono vicine, quindi potrebbe essere l'entourage familiare o amici stretti, quindi c'è comunque, anche solo parlandone, non necessariamente perché contribuiscano economicamente, però sembra che ci sia insomma un possibile risollevamento. Vediamo un po'. Allora, quindi non si inquadra tu, vabbè, l'esito te lo mostro alla fine. Allora, Romina, si capisce che sono nate delle difficoltà, quindi già in passato, questa è proprio la carta delle perdite economiche o comunque di quello che possono essere situazioni critiche a livello finanziario, ovviamente a livello sentimentale. La carta della gelosia raffigura altri temi, arrabbiature, delusioni, eccetera, ma qua stiamo guardando una situazione economica e quindi ci sta già dicendo che è cominciata comunque un declino importante, forse tutto nasce da una spesa improvvisa o un qualcosa che non ci si aspettava. E effettivamente queste perdite non hanno trovato già una soluzione. La stessa linea, scusate ma c'è il nome, magari non si vede, la stessa linea annuncia come la situazione sia bloccata da un po' e che sia difficile anche andare a recuperare delle cose o far entrare da altre fonti probabilmente le somme che occorrono per risolvere un po' i problemi finanziari. Adesso la situazione parte con un po' di confusione. Questa confusione potrebbe comunque essere sollevata o in qualche modo sollecitata da quello che viene detto, dalle persone che magari vi promettono degli aiuti e poi si tirano indietro, o notizie che sembrano infondate, quindi c'è poca consistenza al presente o di recente, quindi siamo in un momento, un tempo attuale e potrebbe essersi appena verificato essere in pieno corso. Di fatto, però, a fronte di tutta questa confusione, in realtà, chiedo scusa, sì, 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 salute. Allora, in realtà quello che si vede è che presto arriva una proposta, quindi potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando, potrebbe essere una qualunque tipo di offerta che in qualche modo promette degli sviluppi. In realtà, al di là di questo momento che comincia a preannunciare dei miglioramenti, la situazione economica continuerà a dare pensieri, perché pur nascendo un qualcosina, pur essendoci un qualcosa in fase di sviluppo, non è fin da subito garante di una risoluzione. Quindi per un altro periodo
ci saranno delle preoccupazioni e forse anche la scelta legata a questa proposta che vedo che ti verrà fatta. Quindi potrebbe anche indicare che magari, l'opportunità si viene a creare anche molto presto, ma che la scelta possa diventare difficile a fronte di un'analisi tra costi, benefici. Cioè se effettivamente mettere in difficoltà o rendere difficile la gestione della situazione familiare valga la pena poi a fronte del guadagno che dovresti andare a fare. Quindi bisogna un po' vedere, inizialmente è ancora una salita, eppure continueranno ad arrivare delle opportunità, ma dovrai fare attenzione perché c'è qualcosa qui. Quindi il ladro potrebbe anche annunciare che ti coglierà di sorpresa qualche informazione, qualche notizia, anzi attenta anche a non farti raggirare, a non dare troppa fiducia anche a persone o situazioni da cui puoi magari essere manipolata, quindi ti possono essere sottratte delle informazioni che un domani potrebbero essere importanti, anche di natura economica e finanziaria. Quindi occhio, perché è vero che arrivano delle opzioni, delle possibilità e delle notizie importanti, ma potrebbe non essere tutt'oro quello che luccica, quindi dovrei fare attenzione. Eppure, nell'esito, finalmente ho l'annuncio di un risanamento, quindi probabilmente ti aiuterà, perché fondamentalmente poni la domanda per te stessa, ti aiuterà una donna più grande. Potrebbe essere una madre, potrebbe essere una zia, comunque una signora più grande che si proporrà di aiutarti o che con la quale raggiungerai un accordo. Potrebbe essere anche un accordo lavorativo, così come pure questa vecchia signora che compare nell'esito potrebbe riguardare in realtà una persona o una situazione del passato. Quindi è possibile che qualcosa che è già parte del tuo vissuto ti torni utile o torni a essere importante poi nel tuo futuro, sempre per le questioni economiche. Quindi c'è un esito molto migliorativo e anche il taglio dava già delle indicazioni. Però ci sono ancora dei momenti di difficoltà, quindi non mollare, insisti, le cose andranno meglio, ma non subito, non subitissimo. Ok, Romina, spero di esserti stata di aiuto, vediamo un pochettino. ehm, Voglio avvisare, si vede che questa amica o questo amico di Facebook non ha sentito che deve autorizzare StreamYard alla pubblicazione del suo account, altrimenti purtroppo quello che io vedo è questo, come vedete. Vi sto trasmettendo non direttamente da Facebook, ma contemporaneamente da 3 canali, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube e anche il nostro gruppo Facebook, ma tramite una piattaforma esterna, e quindi soprattutto questo è purtroppo un problema di comunicazione tra Facebook e questa piattaforma che si chiama StreamYard, e quindi gli amici di Facebook devono autorizzare StreamYard, altrimenti non posso dare una risposta. Tra l'altro, oltretutto, manca anche il nome, quindi è irrispondibile. Allora, come fai a autorizzare StreamYard? Semplice, esci dalla diretta, torna nella pagina del gruppo dove hai trovato appunto l'annuncio di questa diretta, e prima di entrare nella diretta, dalla parte del testo dove appunto vieni invitato a partecipare alla diretta, troverai anche un link in azzurro, quindi www.streamyard.com/Facebook. Se clicchi su questo link si apre una seconda pagina, velocemente darai un'autorizzazione e poi potrai chiudere quindi la pagina di autorizzazione, rientrare nel gruppo, trovare il post che annuncia la diretta e partecipare, poi entrare quindi nella diretta. Si porterà poi automaticamente il tuo nome account anche per tutte le dirette del futuro. Quindi scusate, a proposito di dirette. Allora, ho un piccolo problema col pelo del gatto, però nonostante ciò, per non sbagliare, ne ho 2. Allora, detto questo, andiamo a rispondere a un'altra persona. Allora, vediamo un pochino. Sabrina che chiede se riuscirà a comprare casa, ma voglio sapere se Sabrina è collegata. Allora, Sabrina, ci sei? Vediamo un po'.
Ce l'ha fatta. Guarda che si vede dal riflesso dietro che È arrivato il ti Mary. stavi imbacuccando. Allora, intanto Sabrina, facci sapere se ci sei. Qua c'è il Qui è Marietto. arrivato il Mary. Ciao cari amici, eccomi Vieni, qua. vieni, Sono andato a accomodati. portare il grande. Allora, Sabrina c'è. Sì, sì, benissimo. Allora, Controlliamo. assicuriamoci che sì, vero? Cioè, Com'era? Bene, sì? No? sì, va bene. Dai, facciamo la Sabrina e poi Allora, dopo dobbiamo andare a fare quel lavoretto. Ti ricordi, Zoppolotto? eh sì. Allora, Sabrina, 21 marzo dell'80, riuscirò a comprare casa? Vediamo se hai già visto qualcosa, facci sapere qualcosina. Hai già visto qualcosa? Allora, se hai visto qualcosa che è male, se hai visto qualcosa che è bene ma non benissimo, così, e se hai visto qualcosa che è benissimo, Va bene, Sabrina, vediamo un pochettino per te. Ok, no, non ha visto ancora niente, vediamo un po'. ma sappiamo di stare L'ha scritto, dell'80. No, perché ho gli occhiali appannati. Ah, certo. Allora vediamo un po' se Sabrina trova casa. Ha molte avversità e molti canterini. Ma Molti che occhio, vogliono. occhio alle proposte che ti arrivano in questo momento. Potrebbero essere delle freghe occhiali. Allora, dovrai fare attenzione perché potrebbe appunto nascondersi qualche insidia al momento sull'acquisto della casa, oppure l'insidia è portata da persone che si vogliono un po' intromettere, farsi i fatti tuoi su come la devi prendere, su quanto devi spendere, su dove la devi trovare, insomma, occhio un pochino, Cioè, devi riuscire a scegliere in autonomia e secondo la tua convenienza. Ma chi vi è allora, sperando? non è ancora il momento, No, non è ancora il momento. Non è ancora il momento, No. Sabrina. Stai attenta, stai attenta. A parte il recente, o se non addirittura è attualmente in corso, cambio, no? Di stabilità anche lavorativa, è un momento dove cioè non c'è ancora quello che cerchi, o come lo cerchi, o secondo la portata del tuo passo. Quindi, cioè, si vede che hai già cominciato a sognare, a progettare di prenderla. Nel passato recente inizia proprio con questa fantasia, con questo desiderio, e probabilmente qualche bella notizia che hai ricevuto in passato è stato anche il motivo per cui hai cominciato a sognare. Quindi è possibile che magari volessi realizzare un progetto, magari anche un progetto familiare, o comunque si vede che stai valutando delle cose, o che hai cominciato a valutare dei nuovi sviluppi della tua vita, ma la carta della gelosia già ci dice che insomma è un pelino dispendioso il tipo di progetto che stai cercando di realizzare, o almeno così sembra, o che quello che c'è in giro adesso in questo momento e che potrebbe corrispondere al tipo di idea che ti sei fatta anche per una famiglia nel futuro è effettivamente un po' caro. Allora, cosa c'è adesso? Ti ho detto che c'è in te, no? Già il sogno qui, il progetto c'è qua, però stanno avvenendo dei cambiamenti che non dipendono da te e che al momento devi aspettare e vedere un pochettino come si mette le cose. Quindi attendi a fare le tue valutazioni, e anche perché non c'è qualcosa che veramente valga la pena per cui mettersi in trattativa. Quindi non è ancora il momento. Anche se è possibile che arrivi un qualcosina, o che una persona, che però devi poi valutare bene la fiducia e l'affidabilità di questa persona, perché qui compare un mercante, generalmente sono persone che badano al loro profitto, non certo di fare a te l'affare, quindi devi fare un po' attenzione anche a chi si presenterà molto presto, anche perché guarda, anche gli sviluppi non sembrano dei migliori, quindi è possibile che ci siano più cose che vedrai nel prossimo periodo, ma la carta della disgrazia lascia intendere che sopraggiungano un po' avvenimenti, episodi che quindi non portano poi al consolidamento. Quindi bisogna un po' fare attenzione, perché se ne vedi una e vorresti entrare in trattativa,
la cosa non va. O ne vedrai diverse, ma anche qui si vede dallo sviluppo che non è imminente la cosa, la faccenda. Poi anche qua, allora a un certo punto cercherai delle soluzioni, perché le cose non si mettono secondo il tuo disegno nell'immediato futuro, e quindi entra in gioco una persona che ti vuole bene. E questa persona, che potrebbe essere una persona, o anche qua la vecchia signora, quindi potrebbe trattarsi di una persona del tuo passato, una madre, una figura importante comunque per te, che a questo punto comincia o verrà addirittura a visitare delle case con te, a fare dei sopralluoghi con te, comunque sarà d'aiuto questa figura. È da lì che si apre un potenziale molto più positivo. Quindi il problema è che se cerchi di tirare in ballo questa donna lo stesso prima, non credo che No, si no, no, presenti no, no. l'occasione. Al momento giusto questa persona sarà molto più disponibile nel venire con te o nel sostenerti, nel consigliarti, e sarà così che effettivamente sembra che vai a individuare qualcosa che potrebbe diventare margine di progetti, però anche qui non si vede ancora la, la concretizzazione, quanto piuttosto un portare avanti delle cose. Quindi potrebbe essere che ci sono da sbrigare degli incartamenti, tutto quello che occorre poi per essere pronta al momento in cui effettivamente arriva questa occasione, perché si vede che ne visiterai più di una, si vede che ci sarà del potenziale su cui punterai in particolare, ma ancora ecco non c'è la carta dell'Imeneo, non c'è il sacerdote, quindi non si vedono concretizzazioni nei prossimi mesi, però si vede che comincia a muoverti. Bene, Capo, ma sai Bene. cosa ti dico? Che abbiamo quell'appuntamento là, ti Lo ricordi? so, me l'hai detto anche poco fa. Purtroppo. Allora, cari amici, quindi purtroppo questa sera la live è stata molto rapida, ho risposto È a 2 colpa sua domande. perché il pulcino... Ma vi ricordo, mi raccomando, ogni martedì vi aspettiamo alle 19, quindi Ormai siamo in 3 perché io mi sto duplicando. no, se tu, lui e No, io. io e il pancione, praticamente il 3/4 e il quartino, ah. Eh sì, intanto saluto anche Rosa che Ciao mi saluta, Rosa. ciao, ciao. Grazie a tutti, allora vi aspetto martedì ore 19 e soprattutto se vi fa piacere vi aspetto in privato per un Certo, per un consulto. consultino che non guasta mai. Un abbraccio a Ok, tutti, buona ciao. serata.